Ed ecco il momento tanto atteso. Siamo sulla torre di Trasacco, speriamo che non mi ammazza prima o poi, e siamo pronti per assistere al suono della discesa del campanone e la battochena sulle altre. Come al solito ho dimenticato le cuffie, povere orecchie mie. Aspetta, diglielo, dai, Cosa? ce l'hanno. Ci avete un paio di cuffie? Bravo. No, ma lo devi sentire in pieno però. Lo so, però dopo si sfondano, La zanna. Sta scende? Sì. Giulio? Vai. Vai.
comincia la salita del campanone. Oddio. Oh mamma.
bravissimi, basta, bella, caspita, basta, bravi. Madonna. Ed ecco qua, amici di YouTube, Campanaro 67 ha tremato praticamente. Bravi. Anche ai più piccoli, la miseria. Proprio lui mi ha detto dai saliamo su che fai una sorpresa, ti facciamo proprio una sorpresa, grazie. Vai, un po', no. Li ho presi prima. Una cosa, arriva là. Allora cosa gli Una cosa. Vai. Lei di sicuro il più anziano di Trasacco adesso sulla torre con noi. Quanti anni ha? 75. 75. È un campanaro quindi di vecchia data. Sai, io ti chiamo tu, sei più anziano. Beh, in questo momento sì, però li porta benissimo. Siamo contenti che è qui con noi. Qui siamo di fronte alla società del passato, la società del futuro. Eccoci qua, noi cerchiamo la salvaguardia del patrimonio culturale. E del futuro li ho creati. Bravo, bravo, è un'ottima cosa. Qua già siamo qui sopra. Siamo 5 cipriani. 5? Sono 2 figli e 2 nipoti. Ah? Sono 4, più io 5. Ho capito, anzi picchia. E quindi è una storia che va avanti. Ah, ecco, lui. 2 questo. Ah, anche lui. Bene. Allora, leggiamo le note un attimo. A 14 anni sono già bene 7-8 anni che indica così. Lui? Ah, anzi picchia. Io so che faccio. Allora. No, perché tanto mi dico la stessa cosa. Vedendo la campana si muoveva. Non capivo. Milano qua sotto, alla gente dell'Ormo, e quindi si veniva sempre a valida? e poi è continuata, diciamo... Beh, a noi è venuto la pista e ha controllato questo di Potenza, è abbastanza libero, Secondo me la cordicella no, il colore serve una cordicella così. La che ci sta sotto è proprio lì. Ora io mi spaccio uno questo, uno con che si trova il danno che non puoi queste sono piccolette che secondo me poco usate. Come ci sta? La velocità le offrande che non ribli A me si dice uno per dire che io sono noi Che abbellimento io la mostrerei solo la sicurezza quando lui sta qui, no? Per esempio di là
mai là. Ma faccio il Benissimo, niente. si fa, però qua mi sento più sicuro, no? Devo andare là, con la fine, non mi sento tipo la campanella da una mano, c'è una distanza di sicurezza, capito? Hai maglione, tu sei andato qua a fare perché tu qui Sì, basta che aspetti il fatto bene. stufa, cioè chiuso. Chiamacela tutta, Sai che fai? Si sta facendo, si è fatto E Nicola come ci deve cucire? Sta a cucire Nicola. Io faccio una cosa che sono per Oh, Ricky, ce la fai a dare un tocco? Un tocco solo, mentre te ripio? Se gliela fai, eh? Vai Ricky! Grande, grande, lo porti ad Arrone? Bene, andiamo giù. Grazie a tutti per questa splendida ripresa qua su Campanaro 67 su YouTube. Rivedete tra circa una settimana, datemi un po' di tempo, rivedete tutti i video e tutte le riprese anche della conferenza che c'è stata giù. E poi stasera assistiamo alla fusione della nuova campana, anche quella verrà ripresa. Grazie a tutti per ora. Stasera, un'altra sonata stasera. Stasera me l'ha fatta pure una... Dopo gli diamo un po' di carica, se no queste Si scariche. chiama la sordomuta, si chiama, no? Praticamente, allora, si fanno i 3 tocchi, poi si avvia la campana, sì. Poi una volta che si è fermata, che si suona? Una volta che si è fermata la campana, mentre io mi fermo la campana, la tocchio, io una persona che lo fa, si ferma la campana, inizia subito quella, una tremoria così, al battere la campana, per fare il tempo, poi continua quella lì con un suono più alto, poi questa qui, nel frattempo questa campana siamo riusciti a fermarla, ma suona questa, tutte le campane continuano sempre, poi questa e poi si sente questa qua finale, più forte, poi comincia quella, 3 volte questa, alla terza volta che questa sta continuando, si riavvia questa, cioè questa era la seconda parecchio, Se non vado errato l'avete fatta una volta, la prima volta che c'è stato il raduno, il secondo mi pare, quando siete venuti ad Arrone che c'era anche il nazionale. esatto, sì. Io ho sentito questa bellissima suonata. Guarda, adesso lei là ha reso il 20%, 10%, quasi si sente benissimo. Questa sera? Ah, sì, stasera la facciamo, la cosa bellissima è che quando stanno suonando le campane, poi si sente questa, che è pesantissima, no? E- Ci deve stare una persona e facciamo a turno, infatti siamo parecchie persone, questo fa così, fa così, no?